carabiniere siciliano e il suo assunto. Grazie mille. Quello che sto per raccontarvi, grazie, è una poesia di Soras di Taormina che parla di una situazione molto interessante, carina per certi versi, ovvero sia la congiura di Surici. Gnorno, i suricitti biliati di la gran strage che faceva Gnattu, in tale cantina si erano assettati, facendo un circolo e commentare lo fatto. Tutti i surici furono coscienti che una soluzione si doveva trovare. Lo surici più spetto e prepotenti dissi a sto punto, che tutta ma parlare. Dissi lo primo, potremmo fare un patto e stare tranquilli, noi, surici e lo Iatto. Che patto è patto, disse lo secondo, tu ci può parlare con la Vinci, tu c'ha ragione, a mia, sta storia non mi convince. Sì, tra noi lo Iatto ci usa solo per mangiare. E per ragione, disse lo terzo, chi è maniotto, e a noi non ci conviene, perché lui ha i patti ne mantiene. Tutti parlare, disse Rasoi, parlaro 5 giorni, quasi 6, ma alla fine restava sempre lo fatto, non c'era verso di fare fissa a sto Iatto. Si susi un suricitto di 6 mesi con fine voci, parla e dici. Ci hanno attaccato a Iatto al corpo un pezzo di lazzo con un grosso ciancianetto. Così, quando lo Iatto arriva, noi lo sentiamo e ne scappiamo prima. Giusto, gridarono tutti, dici. Bello, finalmente potremo fare fissa stupidenti, facciamo festa, una gran manciata, che è una cosa buona sta giocata.
ma un vecchio surici che avvocato stava e tanto tempo aveva che non parlava, disse a sto punto, giusto è, festa ma fare sto pizzottello, ma prima a noi, non dire figlio bello, non ce l'attacco lo cordo, sto ciancianello, a congiura di sushi.